Banca non è caduto nel vuoto l'appello degli avvocati delle parti civili a fare più udienze. La spada di Damocle della prescrizione mette a rischio il lavoro fatto finora. Il Tribunale mette fretta anche all'imputato. Milva Andriolli. Il presidente del collegio Umberto Donà accoglie la richiesta delle parti civili, aggiunge 2 udienze alle 4 già calendarizzate e sollecita la difesa dell'imputato Vincenzo Consoli a ridurre la sua lista testi. Prescritto il reato di aggiotaggio, il traguardo si sposta ora a Natale. È uno sforzo che i giudici stanno facendo, è encomiabile, si sta cercando di fare di tutto per poter arrivare a sentenza, insomma, prima che si prescriva anche il reato di falso in prospetto. I mali della giustizia italiana, più gravi ancora qui a Treviso, denuncia il procuratore reggente Massimo De Bortoli. C'è una sola sezione penale e loro stanno facendo i salti mortali, no, miracoli non se ne possono fare. Risorse e tempi, a mio avviso, che sono troppo ristretti. Per la difesa e penso anche per l'imputato non cambia nulla, perché la prescrizione non ci basta. Anche quando il reato è estinto per intervenuta prescrizione, il giudice deve pronunciare sentenza nel merito se c'è la prova della sua innocenza, ed è quello su cui noi puntiamo. Frustrazione per tutti gli attori del processo, compreso l'imputato Vincenzo Consoli, ma soprattutto per i risparmiatori vittime del crack di Veneto Banca. Qua siamo, alla fine non è che noi abbiamo possibilità di fare granché, se non di testimoniare che abbiamo subito un torto grosso e che possiamo solo aspettare. Prossima udienza, la 20ª, l'8 novembre. Pensione